Seconda corsa, un confronto riservato ai gentleman, sono in 8 al via, Zlata per Vega del Ronco, Victor Polezzi, Pickering, Pensiero Adri, Rodio in prima fila, Viola Orsini, Rob Mabel in seconda, favori in chiusura per Zlata per numero 1, Ilaria Vecchi. Parte molto piano Rob Mabel, mentre l'errore di Vega del Ronco e vede Rodio che cerca di sfilare su Pensiero Adri, Pickering, e all'interno veloce anche Victor Polezzi che conquista la testa su Pickering che attacca. Pickering insiste e ottiene strada in 200 metri, quindi è leader. Victor Polezzi in seconda posizione davanti a Zlataper. Poi all'esterno si impegna Pensiero Adri, la cui sci è rilevata da Rodio, che non è riuscito a convergere, ma dal numero 6 ovviamente era molto difficile. 400 iniziali intanto che se ne vanno in 29,7, attacca Pensiero Adri a metà della seconda piegata, vedremo le mosse di Pickering. Pickering sembra intenzionato a mandare forse. Pensiero Adri insiste, se ne vanno i primi 600 in 45,4, 15,7 ancora di parziale, si è avvantaggiato Pensiero Adri e sfila dopo 700 metri davanti allo stesso Pickering, poi Victor Polezzi, mentre all'esterno avanza Rodio seguito da Rob Mabel, a largo anche Vega del Ronco di ritorno dall'errore, copre Viola Orsini che rimane in coda. Intanto 1 minuto e 7 decimi il passaggio agli 800 con Pensiero Adri che ha speso ma ora è al comando nei confronti di Pickering e di Victor Polezzi alla corda. Il chilometro se ne va in 1,16,5. Rodio rimane all'esterno ma non riesce ad avvicinare la testa e così Rob Mabel deve venire via in terza ruota a 500 dalla conclusione. Intanto però allungano i primi due, prendono vantaggio Pensiero Adri e Pickering a 400 dalla conclusione, un parziale in 15,4, viene via anche Viola Orsini e sembra la più efficace. Poi Zlataper che trova da correre mentre cala Rob Mabel a traguardo lontano. Viola Orsini va su Pensiero Adri e lo impegna al completamento della piegata. È seguita da Zlataper alla corda, c'è sempre Pickering retta con Pensiero che tenta la difesa, ma Viola Orsini e Zlataper si lanciano ed è Zlataper nel finale che riesce a battere di precisione Viola Orsini anche abbastanza nettamente sul traguardo. 1,16,3 con Zlataper che di spunto ha ragione di Viola Orsini che a sua volta piega Pensiero Adri che aveva speso parecchio per sfilare al comando in meno di 700 metri. In arrivo però, vedete, Viola Orsini passa su Pensiero Adri, ma è Zlataper nel finale che ha le battute migliori e Ilaria Vecchi lo porta al successo. Quota di 2,69 per l'allievo di Andrea Sarzetto. Ilaria Vecchi tempestiva in sediolo. Secondo posto per Viola Orsini, al terzo Pensiero Adri.